Eder. McAllister. L'ex marito non è più il principale sospettato dell'accoltellamento avvenuto in un'area di servizio a Firenze, di cui è stata vittima un'insegnante di 58 anni in viaggio da Cerveteri, Roma, a Segrate, Milano. Dopo le festività natalizie trascorse dai parenti, la polizia l'ha rintracciato e, dopo una serie di valutazioni, gli investigatori della squadra mobile di Firenze e della Polstrada Fiorentina sono meno convinti che sia stato l'ex coniuge ad aggredire la professoressa. L'uomo, che si trovava al nord per le festività, è disponibile a collaborare con le autorità per qualsiasi chiarimento. La coppia, che era separata da anni, aveva avuto sempre meno contatti nel tempo. La ricerca dell'accoltellatore incappucciato in A1 ora si orienterebbe verso un altro individuo, di cui si conoscono poche informazioni, tranne il fatto che dopo l'aggressione è fuggito con la propria auto. Il PM Lorenzo Boscaglia ha interrogato l'insegnante, che è stata colpita da una coltellata alla gamba, e dimessa dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni di guarigione. L'aggressore sconosciuto avrebbe aperto lo sportello della Fiat dell'insegnante, mentre attendeva le figlie di 29 e 31 anni, che erano all'interno dell'autogrill. Il PM ha ricostruito l'accaduto insieme alla donna, e si è confrontato con lei, per cercare di trovare eventuali elementi utili per identificare l'aggressore. Tuttavia, la donna non è stata in grado di riconoscerlo. Durante il colloquio, il PM ha anche rievocato episodi avversi subiti dall'insegnante in passato. Uno potrebbe essere il fatto che qualcuno in passato ha tagliato tutte le gomme dell'auto della donna. Attualmente, le indagini si stanno concentrando su chi potrebbe aver avuto un movente personale per aggredire la docente, piuttosto che su una possibile aggressione casuale, come ad esempio una rapina. Tuttavia, non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa, anche le più insolite. Se l'aggressore ha agito per vendetta o ritorsione, potrebbe aver seguito la donna e le sue figlie fin dal Lazio, lungo l'autostrada, e aver deciso di attaccarla quando si è fermata a fare una pausa all'area di servizio Visenzio Firenze e lei si è trovata da sola. La polizia stradale sta analizzando le immagini dell'autogrill per ottenere una registrazione precisa della targa dell'auto dell'aggressore, un dettaglio importante che al momento non è stato confermato con certezza. Quando questa donna viene accoltellata sta già viaggiando da 3 ore e 18 e ha già percorso 290 km, quindi se questo fosse un tentativo di agguato dovremmo pensare che c'è un'auto che sta seguendo questa famiglia da 3 ore e un quarto. Difficile pensare che chi stesse guidando potesse non accorgersi che c'era una macchina che gli stava dietro a poca distanza da così tanto tempo. L'aggressore, se fosse partito da Cerveteri, non avrebbe mai potuto prevedere la sosta in quell'area di servizio, nemmeno il fatto che lei non sarebbe scesa con le figlie. Se con questa aggressione c'entrasse il marito, dobbiamo ricordare che lui impiegherebbe 3 ore e 50 per tornare nel Friuli. Chiaramente la notizia non si sarà diffusa subito e lui, quando si presenta alle forze dell'ordine, potrebbe anche aver avuto il tempo per percorrere questa strada. Però tra telecamere e cellulari è difficile che la polizia non possa verificare con attenzione gli spostamenti. E allora l'ipotesi da privilegiare in questa vicenda sembra essere quella del pazzo che vede la donna solo in auto e agisce, quindi un'aggressione estemporanea di una persona che potrebbe non avere nessun nesso con questa donna. Naturalmente è molto strano che nessuno abbia visto nulla e sicuramente le telecamere devono avere ripreso l'aggressore, ma se così non fosse potremmo anche ipotizzare che la donna, esasperata dalle continue aggressioni e dal fatto che gli inquirenti non la tutelassero, abbia deciso di autoinfliggersi quella coltellata in modo da attirare l'attenzione e da ora in avanti essere protetta. Le vittime, che erano a bordo dell'ambulanza nell'incidente con il pullman, avvenuto intorno alle 15 del 27 dicembre, a metà della galleria lungo la strada statale 73 bis, all'interno della galleria, tra Urbino e Fermignana, sono Stefano Sabatini di Fossombrone, autista, Cinzia Mariotti di Acqualagna, infermiera, e il medico Socoloxa, 40enne di nazionalità albanese. A perdere la vita anche il paziente trasportato in ambulanza, Alberto Serfilippi di 85 anni. Socolox ha studiato alla Politecnica Marche. L'ambulanza era partita da Fossombrone e trasportava un paziente di 80 anni, anche lui deceduto nello schianto. In tutto sono 7 le persone rimaste ferite, 4 trasportate all'ospedale di Pesaro, 2 bambini e 2 accompagnatori, e 3 all'ospedale di Urbino, 2 ragazzi e un accompagnatore. Lievemente ferito anche l'autista del pullman partito da San Benedetto. Comunità sconvolte, lacrime e dolore per una tragedia che ha colpito non solo le famiglie, ma anche tante persone che conoscevano le vittime. Cinzia Mariotti era conosciuta non solo nel comune di Cagli,
ma anche in quello di Acqualagna, è stata sposata infatti con Cesare Martelloni, titolare del B&B dell'Abbazia di San Vincenzo, uno dei luoghi più frequentati dai turisti. Stefano Sabatini era autista soccorritore, aveva 59 anni ed era padre di 3 figli, abitava a Fossombrone, nel quartiere P, dove era molto conosciuto. Oxa Sokol era il medico di origini albanesi, del Potes di Fossombrone, classe 1982, aveva studiato all'Università Politecnica delle Marche, ed era padre di un bimbo di soli 4 mesi in Albania. Il paziente trasportato nell'ambulanza si chiamava Alberto Serfilippi, 85 anni. La brutta avventura di un'anziana signora e del suo adorato cagnolino ha avuto un lieto fine. La sera di Natale, mentre si trovava lungo l'Aurelia in direzione di Grosseto, la donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Ferita e portata in ospedale, non ha potuto confortare il suo amico a 4 zampe, che, spaventato, è fuggito dalla macchina. Mentre la donna stava migliorando, ha chiesto notizie del suo compagno agli agenti della polizia stradale di Orbetello, che stavano ricostruendo l'incidente. Grazie al loro aiuto, il giorno successivo è stato trovato un cane simile alla descrizione fornita dalla donna, che vagava nei pressi del luogo dell'incidente. Nonostante l'animale fosse restio ad avvicinarsi, su indicazione della donna, è stata chiamata una persona di famiglia che è riuscita a riconoscere il cane e a riportarlo alla sua amata padrona, ancora impossibilitata a muoversi. Così, la brutta avventura ha avuto un lieto fine, con il cagnolino riunito alla sua amata padrona. Mentre stava trasportando i doni di Natale per le sue amate nipoti, Anna Maria Tombola, 78 anni di Visnedello, ha perso il controllo della sua auto lungo la A14, al chilometro 48 in direzione nord, nel comune di Imola. L'auto è finita fuori strada e Anna Maria è rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo. Dopo essere stata ricoverata per 2 giorni all'ospedale Maggiore di Bologna, è purtroppo deceduta. Fino a ieri, mercoledì 27 dicembre, i familiari hanno sperato che Anna Maria si riprendesse, ma le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. La donna viaggiava da sola al momento dello schianto e nessun altro veicolo è stato coinvolto. Ancora non è stato determinato se sia stato un colpo di sonno o un malore improvviso a causare l'uscita di strada. La comunità di Spresiano, dove Anna Maria era molto conosciuta, è rimasta in shock per la sua prematura scomparsa. La donna era attiva e piena di entusiasmo per la vita. Il funerale verrà celebrato nei prossimi giorni. Lorenzo Pigini, 29 anni, romano, è morto dopo essere caduto dal suo scooter. Il ragazzo è deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto sul Lungotevere, in centro a Trastevere. Sono state le pattuglie del 13° gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 3 del 24 dicembre sul Lungotevere degli Alberteschi, altezza Ponte Palatino, per i rilievi. Lorenzo, alla guida di uno scooter Honda SH, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del motorino finendo a terra. Trasportato con urgenza dall'ambulanza del 118 al San Camillo, è deceduto poco dopo. Al momento non risultano ulteriori veicoli coinvolti ma sono tuttora in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La notte scorsa è stata tragica ad Arzachena, dove Michele Fresi ha compiuto un gesto di violenza senza precedenti. Non solo ha ucciso il padre Giovanni, ma ha anche ferito 3 persone, tra cui 2 carabinieri. Tutto è cominciato poco dopo mezzanotte, quando il giovane 27enne, alto e muscoloso, è stato segnalato in stato di alterazione a causa del consumo di droghe. Il padre è stato chiamato per aiutare il figlio. Purtroppo, non si sarebbe mai immaginato l'orrore che avrebbe dovuto affrontare. Poco dopo, una seconda chiamata ai carabinieri ha segnalato un'aggressione da parte di Michele nei confronti di una ragazza di 24 anni, sua amica, che aveva assunto droga con lui. La giovane è stata trovata con la mandibola fratturata e portata all'ospedale di Olbia. Anche i carabinieri sono stati aggrediti dal giovane, che si è dimostrato estremamente difficile da gestire. Grazie all'intervento di una seconda pattuglia, il ragazzo è stato finalmente immobilizzato e portato in auto. Tuttavia, la notte non era ancora finita. Una terza chiamata ha portato i carabinieri in piazza Risorgimento, dove hanno trovato il corpo di Giovanni Fresi, che aveva perso la vita in modo tragico. Michele, in preda agli effetti della droga, non sembra essersi nemmeno accorto di aver ucciso il padre. Oggi, durante l'interrogatorio, si è avvalso del diritto di non rispondere. Il suo avvocato, Nino Vargiù, sta ancora cercando di ricostruire tutti i dettagli di questa terribile vicenda. Chiudila per favore, grazie. Adesso vado a chiudere.
adesso lo portano. Terribile incidente a Monterenzio, in località Fiumetto, lungo via Idice, dove questa mattina intorno alle 10 un'auto si è scontrata frontalmente con un'ambulanza. Nel violento impatto ha perso la vita una ragazza di 26 anni che era alla guida della vettura. Nello scontro sono rimaste ferite anche le altre 3 persone che si trovavano a bordo dell'ambulanza, un ragazzo di 19 anni, trasportato al Maggiore di Bologna con codice di media gravità, un uomo di 35 anni con ferite lievi e una donna di 71 anni. Paziente trasportata sul mezzo, anch'essa con ferite lievi. Entrambi sono stati ricoverati al Sant'Orsola di Bologna. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118 con l'elisoccorso e le squadre dei vigili del fuoco. Al momento dell'incidente, la vettura stava viaggiando verso Bologna mentre l'ambulanza procedeva in direzione opposta, verso Loiano. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma è emerso che la ragazza alla guida ha invaso l'altra corsia improvvisamente, causando lo scontro con l'ambulanza. Per oltre 2 ore il traffico lungo la strada è stato bloccato e al momento la viabilità è in fase di ripristino. Purtroppo, solo 2 settimane fa si è verificato un altro incidente mortale che ha coinvolto un'ambulanza a San Pietro in Casale. Il 23 dicembre infatti, un mezzo della Croce Rossa è uscito fuori strada e si è ribaltato nel terreno di fianco alla carreggiata. Nell'impatto ha perso la vita Monica Amidei, una donna di 57 anni che aveva accompagnato la figlia disabile a bordo dell'ambulanza per una visita medica. Anche in questo caso, i 2 operatori a bordo, un 23enne e una 26enne, hanno riportato ferite e sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.